Accolto così in Piazza dell'Unità a Trieste il ministro dell'Interno e vice premier Matteo Salvini, il leader leghista, dopo gli immancabili selfie con i simpatizzanti, è entrato subito nei temi di giornata: l'accordo tra l'Ungheria e il porto di Trieste per il terminal in area Teseco e il contrasto all'immigrazione in arrivo dalla rotta balcanica. Grande soddisfazione degli ungheresi dopo la visita in porto. È importante la collaborazione, perché questa è una città che cresce, una regione che cresce, lavoro, infrastrutture, controlli che non ci siano infiltrazioni malavitose e poi controllo dei confini con ogni mezzo necessario. Ieri. Assolutamente, con uomini e mezzi se necessario. Non è mancata poi qualche sparuta contestazione in piazza nella breve camminata di Salvini dal palazzo della prefettura a quello prospicente della regione. Poi in conferenza stampa una digressione anche sul caso della barca a vela Alex degli armatori triestini e veneziani vicini ai centri sociali, armata dalla ONG Mediterranea. La settimana scorsa non voleva andare in Tunisia, oggi non vuole andare a Malta. A questo punto però ci dicano quando partano se preferiscono la costiera amalfitana, se preferiscono la dorsale adriatica, se preferiscono la Costa Azzurra oppure le Cinque Terre, in modo tale che si possano organizzare dei viaggi di gradimento di queste ONG. Scherzi a parte, è folle che quando un paese europeo come Malta mette a disposizione il suo porto, qualcuno scherzando con la vita di decine di immigrati a bordo dica di no, perché a Malta non ci andiamo. Nota a margine, il mare è calmissimo. Quindi il tema dei controlli al confine terrestre, con Salvini che ha ribadito a più riprese come confidi nei controlli congiunti di pattuglie italiane, slovene e croate, considerando la sospensione del trattato di Schengen e l'eventuale barrieramento delle frontiere solo come un'estrema ratio. Ho parlato col collega sloveno a cui ho chiesto maggiore sforzo in termini di uomini e mezzi per le pattuglie congiunte, ho parlato col collega croato a cui ho chiesto maggiore sforzo per il controllo della frontiera sud con la Bosnia. L'obiettivo è di avere pattuglie di polizia congiunte, Italia, Slovenia e Croazia, che controllino i confini interni ed esterni. Aggiungo che ovviamente, se non fosse sufficiente, ogni soluzione tecnica, pratica e tecnologica volta a proteggere i sacri confini del nostro paese sarà portata avanti.